Storicamente tra le prime banche di credito cooperativo in Sicilia, Sicilbanca vanta numeri di tutto rispetto, con 21 filiali, oltre 31.000 clienti e 3.600 soci. Siamo una banca con 70 milioni circa di patrimonio, in questo momento abbiamo 21 sportelli, copriamo sia la parte occidentale che la parte centrale che orientale della Sicilia. Qui siamo a Caltanissetta, la sede direzionale, abbiamo una sede distaccata a Catania città che serve tutto l'Interland catanese dove abbiamo 7 agenzie, abbiamo un'altra sede distaccata nella parte occidentale che è a Sambuca di Sicilia dove abbiamo altre 7 agenzie, quindi complessivamente con le 21 agenzie serviamo 83 comuni della Sicilia. Sicilbanca è una banca atipica, una banca con l'anima. Ci mettiamo l'anima in quello che facciamo, soprattutto perché ci distinguiamo dal sistema del credito ordinario che è industria bancaria, dove producono prodotti per il mercato. Noi invece siamo degli artigiani del credito, i nostri prodotti sono confezionati su misura, motivo per il quale raramente chi viene a contatto con una banca di credito cooperativo, in particolare con la nostra, rimane insoddisfatto. Il capitale più importante per noi non è quello finanziario, ma è quello umano, quindi i nostri soci e i nostri clienti. Non dividiamo dividendi, non abbiamo come missione statutaria quella del fine del lucro, ma noi abbiamo quella di accrescere le condizioni non solo finanziarie, ma anche morali e culturali delle comunità che serviamo. La sua tipicità si rivela anche attraverso l'attenzione alla cultura, mostrata per esempio dall'attività della Fondazione Sicana. Esiste la Fondazione Sicana, ente dotato di personalità giuridica e riconosciuto dalla Regione Siciliana, costituita 2 anni fa per salvaguardare e valorizzare il patrimonio artistico ingente di cui dispone la banca. Senza contare gli spazi fisici della banca, affrescati dall'artista palermitano Gino Morici e trasformati in un museo, fruibile tutti i giorni in orario di apertura degli uffici, ma anche su appuntamento. Ecco, in quell'apporto di crescita sul territorio, contributo di crescita, noi lo facciamo facendo agio sugli eventi culturali perché riteniamo che la cultura sia appunto uno degli elementi nei quali maggiormente investire anche per le future generazioni. Quindi lo facciamo non solo agevolando indirettamente quelle che sono le iniziative del territorio di tipo associazionistico o anche culturale, ma lo facciamo anche direttamente organizzando momenti di incontro, momenti di crescita, momenti di raccolta della dimensione culturale. Tra amore per la cultura e sviluppo del territorio si muovono i clienti tipo di Sicilbanca. La banca di credito cooperativo segue una clientela marginale, se vogliamo, per i grossi istituti di credito, ma importante per la microeconomia locale. Il nostro cliente tipo quindi è il piccolo artigiano, il piccolo imprenditore, il professionista, la famiglia e anche lo studente.